Ben ritrovati telespettatori di FVG Sport Channel e appassionati di volley alla quinta puntata di Mega Intersport Sottorete, sempre qui ospiti del Mega Intersport al Città Fiera di Martignacco. È la quinta puntata, è un po' venuto il momento di fare il punto della situazione sui vari campionati e per questo oggi sono sola, ma non solo per questo, dobbiamo farvi vedere veramente alcune cose importanti che sono successe durante la settimana. Prima di tutto vi mostriamo le immagini e le interviste che abbiamo raccolto mercoledì 30 ottobre quando il presidente della provincia di Udine, l'onorevole Fontanini, ha assegnato un premio speciale alla società Libertas Martignacco per i risultati sportivi ottenuti nella stagione 2013. È stata un'occasione per sottolineare non solo i risultati della prima squadra, ve lo ricorderete tutti, la vittoria in Coppa Italia di B2 femminile e il passaggio di categoria dalla B2 alla B1, ma per sottolineare tutte le qualità di questa società. All'interno troverete l'onorevole Fontanini che saluta le atlete, si complimenta con loro in marilenghe e scoprirete che anche tra gli assessori provinciali ci sono degli insospettabili tifosi. Siamo nella sala del Consiglio provinciale per un'occasione davvero particolare. La squadra Libertas Martignacco, per i grandi risultati ottenuti l'anno scorso, ovvero la Coppa Italia e la promozione in B1, verrà premiata direttamente dal presidente Fontanini e da gran parte della giunta. Siamo con Beppino Govetto, assessore allo sport della provincia di Udine. Oggi un'occasione speciale per premiare una squadra speciale. Sicuramente un'occasione importante per la nostra provincia che va a riconoscere e a premiare una delle eccellenze sicuramente dello sport a livello provinciale, qual è appunto la polisportiva Libertas Martignacco, per i successi che ha ottenuto nella passata stagione sportiva. Insomma, credo la conquista della Coppa Italia e la promozione in B1 siano due traguardi veramente importanti che vanno a premiare una società che da anni, mi pare 36 anni, non vorrei sbagliarmi, 36 anni che sta lavorando in maniera molto attenta, soprattutto a favore dei nostri giovani e che poi, come insomma è sempre dimostrato, il buon lavoro fatto con impegno, fatto con serietà, fatto con costanza, presto o tardi dà i suoi frutti e qui abbiamo raccolto veramente dei frutti importanti. Dei frutti importanti anche perché la provincia investe sullo sport, ma in questo caso con questi risultati c'è anche un ritorno d'immagine, direi, soprattutto per l'ambiente pallavolistico. La vittoria in Coppa Italia è stata una cosa storica. Sicuramente c'è un ritorno d'immagine, di fatto queste eccellenze del nostro sport regionale promuovono il nostro territorio, fanno conoscere il nostro territorio in giro per l'Italia e mettono in evidenza quelle che sono le qualità forti del nostro popolo, la tenacia, la costanza nell'impegno, la serietà, tutte qualità che sono importanti, che vengono rimarcate proprio in questi contesti, in particolare nel mondo sportivo. Siamo con l'assessore Marco Quai, stasera un riconoscimento per la società Libertas Martignacco che la tocca da vicino. Assolutamente, sono di Martignacco per cui sono anche il primo tifoso e quindi questa sera siamo qua a festeggiare tra virgolette un piccolo miracolo, perché in pochi anni da una seconda divisione locale passare a una B1 nazionale ha qualcosa che veramente ha di quasi poetico nei risultati, anche perché nella stessa stagione sportiva ha vinto anche la Coppa Italia, quindi di fatto è riuscita a superare qualcosa come oltre 126 società sportive che naturalmente erano in competizione sui due campionati e quindi questo sta a significare che sicuramente c'è grande competenza e professionalità da parte delle atlete, ma anche c'è grande serietà, una storia importante di una grande società, un grande presidente, Bernardino Ceccarelli, il commendator Ceccarelli, che in qualche maniera porta quelli che sono i valori veri dello sport nei giovani, perché comunque stiamo parlando di attività rivolte ai giovani e quindi
tutti i valori fondamentali dello sport, perché lo sport è una palestra di vita, per cui in qualche maniera si insegnano valori estremamente importanti, quale l'etica, il rispetto delle regole, il fair play, ma soprattutto questa società è impegnata contro ad esempio il doping, perché indubbiamente i risultati devono essere meriti propri e non devono essere dovuti a, come dire, sostanze stimolanti, per cui valori importanti che poi consegneranno anche la vita, insomma, più tradizionale, per, come dire, avere dei bravi adulti, insomma. E per avere dei grandi atleti, allora siccome di Martignacco lei è andato a vedere qualche volta la squadra, ha avuto occasione di vederla in palestra? Sì, assolutamente, e il bello nel vedere queste partite è vedere che di fatto più che una squadra è una grande famiglia, dalla presidenza, ma tutto il direttivo, ma anche i collaboratori, che in realtà sono comunque cittadini di Martignac, ci tengo a precisarlo, e quindi una grande famiglia che oltre all'agonismo ci mette il cuore, perché naturalmente si sentiva rappresentare non solo uno sponsor, il Città Fiera, ma un comune, e adesso, visti i risultati, non rappresentano più neanche solo il comune, ma un territorio molto più importante, tant'è che sui giornali ormai le chiamano le friulane, quindi rappresentano qualcosa di molto di più. Il Friuli, che è rappresentato dalla provincia di Udine, per cui insomma in qualche maniera una bandiera che rappresenta 500.000 di abitanti, quindi è qualcosa di importante. Ultimissima domanda, sempre da tifoso, perché dopo tutta la nostra è una TV sportiva, ci occupiamo soltanto di sport. Auspici per questo campionato? Una grandissima sfida per le ragazze del Martignacco, cosa ne pensa? Ma sì, innanzitutto è iniziato bene, perché la seconda partita hanno vinto a Modena 3-0, un risultato importante. Sabato prossimo sono a Trento contro l'Ata. Io credo che se riescono a mantenere la concentrazione, visto che sono forti di una buona difesa, riusciranno a distinguersi. Sicuramente non vinceranno, non credo, questo campionato, ma a salvarsi con un buon piazzamento, penso che sia sicuramente la loro portata. Allora, la ringrazio e grazie soprattutto per il commento molto competente dal punto di vista sportivo. Grazie. Grazie a voi. Presidente Fontanini, un saluto al Polisportive Libertas Martignacco per questi premi speciali. Sì, è un premio speciale perché è una squadra di femminis che fa onore al Friuli Sport Online. E si diventati in pratica protagonisti, aveva vinto la Coppa Italia, hanno un bellissimo risultato. Allora noi ho vinto di guardare questi sportivi che raggiungono livelli così alti, e io sai che le pallavolo le femmine sono bravi, e allora alle Ius che la provincia si ricorda di loro e che fa di feste per questi risultati, anche per fare gli auguri, perché potete continuare con l'impegno che hanno dimostrato in chi ha in SCA e la loro carriera, e portare fiducia risultasse al Libertas di Martignà di pallavolo, una bella roba, e io come Presidente di Provincia sono contento di poter avere sul territorio delle squadre importanti come queste qua del PAV di Martignà, la Libertas PAV di Martignà, quindi auguri e complimenti per i risultati e per l'avenir. Con il Presidente Bernardino Ceccarelli, ti avevano mai premiato in una sala così bella? No, qui non abbiamo mai avuto l'onore, ho partecipato a tante manifestazioni per altre società, amici che ci invitano puntualmente, però personalmente no, è stato un grande onore, perché essere premiati dalla provincia di Udine in questo splendido salone e con la presenza di tutte le autorità di oggi, 3 assessori, cioè oltre il Presidente ovviamente, 3 assessori, il Presidente del Consiglio provinciale, altri 2 consiglieri, il Presidente Riva, il Presidente Parpinel, il Presidente Secco, sì, veramente non potevamo attendere di più, proprio siamo commossi, sì, veramente. E infatti la presenza di tante personalità fa scattare qualche pensiero, insomma, positivo per la società. Sì, questo grazie per l'augurio. Sì, fa scattare. Noi, come dicevo prima, noi dobbiamo cercare di fare bene le cose in silenzio, puntare molto sulla qualità degli allenatori per il settore giovanile, e poi vediamo se questa squadra riesce. Noi dobbiamo rimanere in B1 a tutti i costi. Io spero che queste ragazze ce la facciano.
devono farcela perché hanno disputato un campionato straordinario e quindi noi non abbiamo pensato un minuto di andare a cercare altre giocatrici per sostituirle, quindi la fiducia deve essere ripagata come noi abbiamo dato fiducia a loro, loro devono darla alla società, né più né meno, quindi la società che vive a lungo, noi passiamo, quindi bisogna pensare al futuro e mantenere la serie e se poi riusciamo a fare anche tra qualche anno qualche passo in più, certamente avendo più risorse, perché no, insomma noi non poniamo limiti. Allora in bocca al lupo per questo campionato che è già iniziato, l'ultima partita, una vittoria, comunque dai, lo accenniamo. Hanno giocato molto bene, soprattutto 2 set su 3, il terzo hanno rallentato, però diciamo bene, ecco. E un grazie a FVG Sport Channel, a Silvia, l'operatore qui, il nostro amico che ci segue sempre, e avanti così. Rientriamo qui al Mega Intersport solo per dare la linea alla pubblicità e per dirvi di restare con noi perché nella seconda parte parleremo di tutti i campionati. Pub Pizzeria Lemon, molto più che una birreria. A Fagagna, sulla statale che porta a Spilimbergo, Albano e il suo staff ti aspettano per passare insieme, in un ambiente confortevole, una piacevole serata fatta di sport e ben mangiare. Cucina bavarese, le migliori birre e un'infinita varietà di gustosissime pizze. Il tutto con il maxi schermo per non perdersi nemmeno una partita di calcio. Il Lemon ti aspetta a Fagagna, in via Spilimbergo 220, Lemon Pub, per non farsi mancare nulla. Ben ritrovati telespettatori di FVG Sport Channel, sempre dal Mega Intersport del centro commerciale Città Fiera, e come avevo preannunciato nella prima parte è venuto il momento di fare il punto sui vari campionati e cominciamo subito dalle teste di serie, le 3 squadre femminili impegnate nel girone B della B1. Bella vittoria intanto dell'Atomat Udine in quel di Bassano per 3-1 contro la brunopremi.com. Le ragazze di Mannucci hanno perso solamente il primo set e poi hanno vinto gli altri 3 con parziali netti. Da segnalare il rientro di Martina Lorenzon dopo l'infortunio che ha dato un grande contributo con ben 14 punti alla sua squadra.
Trasferta complicata invece per Cittafiera Martignacco, che sta ancora scontando il passaggio alla categoria superiore. Pur lottando specialmente nei primi 2 set, la squadra di Ceccarelli non è riuscita a strappare nemmeno un set in quel di Trento, contro l'Ata Trento, in una trasferta lunga che poteva essere utile a rimpinguare un po' la classifica. E nel prossimo turno c'è un altro cliente difficile che coach Cuttini ha già assaggiato nella fase di Coppa Italia, nella prima fase di Coppa Italia, ovvero quel Leali Padova, che è una delle candidate alla promozione. Per l'Atomat invece ci sarà l'Isuzu Enermia di Verona al Pala Benedetti, quindi la squadra di Udine Centro tornerà nella sua sede consueta questo sabato. Concludiamo con un accenno sul Porcia, che fa fatica e perde in casa con il San Lazzaro Bologna per 3-1. L'impressione generale è che, a parte una Beccheri Piacenza stellare e un Leali Padova che si potrebbe affiancare al Trentino Rosa, dietro ci sarà una grandissima bagarre per insidiare queste 3 formazioni e soprattutto per mettersi al più presto in zona di sicurezza. E passiamo alla B2 femminile. In questo fine settimana si è disputato a San Donà lo scontro al vertice tra le 2 formazioni che non avevano finora perso nemmeno un set, ovvero il San Donà, la squadra di casa, e il CDA Talmassons. Ricordiamo che il San Donà è una formazione giovanissima, che è un po' la giovanile del Limoco, che gioca in A1. Fuori casa le ragazze di Castignaro non sono andate oltre al 3-0 e hanno lottato nei primi 2 set, cedendo un po' nell'ultimo set. Il Chions continua invece la sua serie positiva e centra l'obiettivo dei 3 punti contro il Volley 3 Venezia. La squadra di Sellani incassa la 3ª vittoria, candidandosi ad essere una delle squadre da battere, e la prossima settimana ospiterà proprio il San Donà in una sfida da non perdere. Veniamo infine al derby degli ex, ovvero al match pallavolo San Giorgina Alimentaria Monfalcone, che si è giocato questo sabato e si è concluso con la vittoria della squadra di casa solamente al tie break per 3-2 dopo più di 2 ore di gioco. È un derby che ha visto un continuo rincorrersi delle 2 squadre, dove l'agonismo ha forse preso il sopravvento sull'aspetto tecnico, che qualche volta è stato latitante. Noi naturalmente c'eravamo e vi facciamo vedere le interviste del dopo partita, ricordandovi che l'integrale sarà trasmesso dopo questa trasmissione. Siamo con Aurora Minetto, schiacciatrice dell'Alimentaria Monfalcone, una delle migliori in campo secondo me della tua squadra. Come hai vissuto dall'interno questa partita? È stata difficilissima, difficilissima. Ce l'abbiamo messa tutta, poi alla fine non so cosa è scattato in noi, non ho proprio idea, sarà forse le prime ricezioni andate male, un po' così, e dopo siamo andate giù direttamente, ma non lo so, guarda, peccato perché ci eravamo riprese così bene. Dopo 2 set persi vi siete riprese bene senza mai mollare e approfittando anche degli errori dell'avversario. Ovviamente abbiamo anche approfittato, diciamo, un momento che erano andati in tilt, abbiamo detto adesso mai più, e quindi abbiamo fatto veramente bene, però peccato, guarda, vabbè dai. Com'è stato l'impatto con la B2? Avete fatto 3 tie break fino adesso, quindi duro ma si lotta. Ovviamente sì, durissimo, però ti dico è anche bello. Veramente bello, cioè tiro anche l'anno scorso, partite belle, emozionanti, ma quest'anno veramente forte, sì. E quindi ti stai divertendo anche? Assolutamente sì, sono contentissima. Qual è la squadra più forte che avete incontrato finora? Beh, con cui abbiamo fatto più difficoltà forse questa qua, sì, perché alla fine Belluno abbiamo cominciato benone. Poi alla fine non so appunto cosa è successo, siamo andate giù, però diciamo che questa qua è stata la squadra più difficile secondo me. Peccato, guarda.
Allora, grazie e ci vediamo alla prossima. Grazie, arrivederci, ciao. Giulia Giobardo, capitano di questa San Giorgina che è abbonata alla sofferenza. 3 tie break anche voi fino adesso. Sì, 3 tie break, questa volta è andata bene, la prima partita è andata bene lo stesso, lo scorso sabato abbiamo fatto solo un punto. Comunque l'importante è ogni partita muovere la classifica. Questo è importantissimo per voi. Nella prima in casa avete fatto un gioco un po' più concreto, in questa c'è stata tanta sofferenza ma avete saputo stringere i denti. Sì, i primi 2 set, anche non giocando benissimo, alla fine con grinta, soprattutto quello ci ha portato a vincerli. Poi gli altri 2 set siamo calati noi e sono cresciuti loro. Il tie break siamo state brave a non perdere mai la concentrazione, non c'è stata storia. Il tie break, diciamo che siete andate sul velluto giocando perfettamente come sapete giocare. Qualche blackout vi ha un po' messo in difficoltà obiettivamente. Sì, questa partita abbiamo sofferto molto in ricezione, è una loro arma vincente infatti, speravamo di subirla meno, ma alla fine abbiamo portato a casa lo stesso la vittoria e quindi va bene così. E poi ti chiedo, ti abbiamo vista battere molto piano, qualche problema per te alla spalla? Sì, sto recuperando da un infortunio ancora dell'anno scorso, ho avuto un'estate molto travagliata, non si pensava nemmeno che potessi giocare come si erano messe le cose a settembre, poi un po' di buona volontà, un po' bravi i medici che mi hanno messo a posto e spero sempre, ogni partita vedo che ho meno difficoltà. Abbiamo visto anche che comunque hai dato ugualmente il tuo contributo ottimo in campo e quindi complimenti e continuate anche meglio di così. Grazie, speriamo. Maurizio Corvi, com'è tornare qua da ex? Hai lasciato dei buoni ricordi comunque qua? Sì, assolutamente, è stata un'esperienza, eravamo in Serie C, una buona esperienza, c'è stato anche con Michela che poi lei era giocatrice, poi è stata seconda e adesso ci siamo incontrati come avversari. Stavolta è andata bene a loro, ma tu stai comandando questa brigata di ragazzine terribili perché scorrendo le annate, insomma, a parte l'alzatrice che è quella di esperienza, diciamo così, le altre vanno dal 93 al 96. Sì, è una squadra giovane, diciamo sull'onda del 6° posto che abbiamo fatto alle finali nazionali Under 18. Come società è stato scelto di fare questo percorso. Sì, è un po' complicato perché ovviamente abbiamo dei alti e bassi, diciamo, normali per una squadra giovane, però sì, abbiamo già fatto 15 set in 3 partite, quindi stanno crescendo velocissime perché poi di far set qua insomma abbiamo sempre mosso la classifica, bene, sarà molto dura comunque, perché non abbiamo un punto di riferimento, diciamo, che possa essere come hanno loro la Giabardo ad esempio, che ovviamente insomma è un giocatore di livello, insomma, no? Aurora Minetto, che abbiamo intervistato prima, è comunque una giocatrice molto interessante perché è solida sia nei fondamentali di difesa e ricezione sia in attacco. Sì, lei sicuramente, diciamo, lei è stata la colonna con la Fasan e la Coco dell'Under 18 dell'altro anno. Sì, per dire la verità non me l'aspettavo neanche tanto così subito, così abbastanza determinante in Serie B. Sì, speriamo che tenga perché comunque sì, sta giocando sempre, quindi sì, comunque sono contento di lei. Com'è stato l'impatto della tua squadra con la B2? Comunque, in parte che mi sembra positivo, e guardando il lato positivo i margini di miglioramento sono esponenziali, direi. Sì, i margini di miglioramento sono esponenziali, forse qualcuna è giovane però è già un po' navigata, nel senso che bisogna vedere se avranno veramente quel miglioramento, diciamo, se il range sarà così alto per loro, però io credo che sì, anche come insieme di squadra si possa solo migliorare. Anche la Martina Cella, che ha giocato veramente niente, oggi ha giocato, ha fatto una buona partita, anzi forse è stata anche determinante in certi momenti, anche lei deve migliorare tanto, però insomma lei ha tutte le qualità, insomma, perché quell'altezza lì, insomma, può essere veramente determinante. E quindi ci rivediamo tra un po' e vediamo come vanno le cose. Vediamo, speriamo coi punti in più però. Certo. Con Michela Bellinetti, allenatrice della Pallavolo San Giorgina, una partita tecnicamente non perfetta, però avete portato a casa i 2 punti. Sinceramente speravo molto meglio, insomma, in casa nostra di fare un risultato pieno.
e si poteva sicuramente fare, insomma, però il livello tecnico è stato abbastanza basso e non sono molto contenta delle mie oggi, devo dire la verità. Solo forse il tie break abbiamo ristabilito un po' i valori. Nel tie break avete proprio fatto il vuoto, è stata quasi una reazione di orgoglio, direi, delle tue ragazze. Sì, penso di sì, insomma, si erano accorte anche loro che comunque non stavano giocando bene, gliel'ho fatto anche notare, insomma, a livello di concentrazione non c'eravamo proprio. Forse sicuramente l'unica roba rispetto alle altre due squadre, secondo me il Monfalcone una bella battuta e ci ha messo molto in difficoltà, a differenza delle altre due partite in cui comunque avevamo ricevuto bene. Poi siamo riusciti invece con l'attacco oggi a fare molto di più e di questo sono contenta. Speriamo di riuscire a fare tutte e due le cose per le prossime e di portarci a casa 3 punti. Prossimo turno? Siamo a Belluno, quindi trasferta parecchio difficile, vediamo, non so se la squadra dell'altro anno mi pare che sia un po' cambiata, però sicuramente è un campo molto duro, vedremo, insomma, ma fuori casa, insomma, quello che viene, qualche punto lo accettiamo volentieri. Allora, complimenti, ci rivediamo tra un po', speriamo con molti punti in più per vedere come va la tua squadra. Lo spero anch'io, comunque si muove la classifica, il nostro obiettivo è la salvezza, per cui insomma siamo contenti, dai. Grazie. Ritorniamo direttamente da San Giorgio di Nogaro perché gli aggiornamenti sui campionati non sono ancora finiti. Nella B2 maschile il Cordenonse, salutiamo l'allenatore e giocatore Gianluca Saraceni che era stato ospite la scorsa settimana da noi, evidentemente abbiamo portato anche un po' di fortuna. Dicevamo il Futura Cordenonse vince a Lugo di Romagna per 3-1 dopo una partita molto intensa e anche l'altra squadra di Pordenone, la Vitteria 2000 Prata, e infligge un sonoro 3-0 a Padova che è una squadra di alta classifica, mentre lo Sloga perde solo al tie break contro Cesena. E per concludere la Serie C femminile. Siamo già alla 5ª giornata di campionato, i valori in campo si stanno già vedendo con una discreta chiarezza e in testa imbattute troviamo la Libertas Trieste e la Royal Kennedy di Reana del Royale a 15 punti e tra l'altro anche il coach di Reana del Royale è già stato nostro ospite, per cui si può dire che qui aleggia un influsso positivo. A 11 punti seguono la Banca di Udine e l'Est Volley, mentre a 9 c'è un nutrito gruppetto di squadre composto da Minerva, Zenzero Cannella, la squadra di Trieste, con questo nome un po' curioso, il Sant'Andrea sempre di Trieste e la Bulloneria Friulana di Pordenone. Attendiamo con trepidazione lo scontro diretto che si avvicina tra Royal Kennedy e Libertas Trieste, che sarà alla fine del mese, per vedere un po' quale tra queste due formazioni avrà la forza di tenere in pugno il campionato. Ricordiamo tra l'altro che proprio questa settimana è iniziato anche il campionato di Serie D, un campionato che si svolge con 2 gironi, per questo è iniziato un po' più tardi e del quale vi renderemo conto quando entrerà un po' più nel vivo. Della Serie C maschile non ci siamo dimenticati, però per non annoiarvi troppo in questa puntata in cui ho parlato tantissimo, nella prossima dedicheremo la puntata proprio a questa categoria, dove vi preannuncio che la VBU Udine la sta facendo da padrona. E siamo arrivati alla fine di questa cavalcata solitaria di oggi e vi abbiamo aggiornati su tutti i campionati regionali, su tutte le squadre che attualmente stanno sudando sui parquet della regione. Vi ricordiamo di rimanere sempre aggiornati sulle dirette web e sulla programmazione del nostro canale consultando il sito www.fvgsportchannel.com e di cercarci su Facebook per tutti gli aggiornamenti. Se vi siete persi una puntata di Mega Intersport sotto rete, basta andare sul sito www.fvgsportchannel.com e cliccare su trasmissioni web, lì troverete tutte le puntate, oppure ci potete cercare semplicemente su YouTube. E ora
è veramente tutto, ci vediamo alla prossima settimana e vi raccomando allenatevi perché come sapete la rivoluzione inizia in palestra. Ciao, alla prossima!